La notizia arriva dall'interno della delegazione della Lega che ieri sera era ad Arcore per l'incontro con Silvio Berlusconi su possibili alleanze del centrodestra in vista delle prossime elezioni. Luca Zaia potrebbe essere il candidato premier del centrodestra alla scadenza naturale delle politiche, ovvero il 2018. La scelta di Zaia e non di Salvini, che invece potrebbe candidarsi per la guida di Milano, si baserebbe su due aspetti. Il primo starebbe nell'ottimo risultato delle regionali, con la capacità di Zaia di attrarre non solo i moderati, ma anche una fascia più di centro che guarda a sinistra, un elettorato che invece Salvini, vuoi per i dialoghi con Casa Pound, vuoi per alcune estremizzazioni, rischierebbe di non catturare. Il secondo aspetto starebbe nella grande considerazione che Berlusconi ha di Zaia, già espressa a suo tempo con l'incarico di ministro dell'Agricoltura, nonostante la presenza di un sottosegretario di peso in Lega come Giampaolo Dozzo. Una candidatura quasi su misura per il confermato governatore del Veneto, visto che nel 2018 starebbe quasi alla scadenza del secondo mandato da presidente di regione. Soddisfazione per Giampaolo Gobbo, padre politico di Zaia, che comunque sottolinea. Sarà il segretario federale anche a decidere e a verificare certamente la capacità di Zaia, l'abbiamo vista già dalla provincia ma poi al ministero, ora in regione, quindi questo credo sia un'ipotesi che può certamente essere avvallata. Del resto, ricorda Gobbo, quando Berlusconi decise per Zaia all'agricoltura disse così a Bossi. Disse, vedi Umberto, io ho i voti ma tu hai gli uomini, e questo certamente credo sia una grande soddisfazione e che la Lega in questo momento abbia effettivamente persone capaci, e credo sia Zaia a impersonificare insieme appunto al segretario Salvini chi ha effettivamente oggi la faccia da mettere anche in questo Stato italiano.